Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti cari amici, siamo sempre qui ormai per l'operazione Nostalgia, il vostro Marietto vi fa vedere ancora qualcosina che non aveva fatto vedere e c'è anche come ospite d'eccezione nel diario del Marietto Veneziano, guardate un po' chi c'è, Cose mai Consucina. viste? Mai viste. Cose... Cose mai viste, cioè, abbiamo le ghiandole pineali sul ponte con un bellissimo panorama e abbiamo anche la nostra Ildegarda che oggigiorno ci delizierà con i nati del giorno. Ilde, a te la parola. Benissimo. Allora, i nati di questo giorno, ovviamente, come tutti i nati di luglio, ricevono gli influssi della costellazione Leone, quale dominatrice, quale reggente del mese di luglio. Dunque, abbiamo un influsso energico, positivo, che porta a questi nati ottimismo, vitalità, dinamismo, perché comunque appartiene all'elemento fuoco, dunque non è assolutamente una costellazione statica, bensì dinamica. Dunque cosa abbiamo? Sicuramente anche l'altruismo, la generosità e al negativo può portare moti d'orgoglio, alterigia, superbia, vanagloria. Diciamo che dipende comunque da quali sono le costellazioni che vanno a sposare, a sostenere o a ostacolare gli influssi della costellazione Leone e dunque questi sono tratti che si studiano e si contemplano giornalmente, cioè giorno per giorno si verifica effettivamente con quali costellazioni l'influsso principale della costellazione Leone, che ho detto appartiene al mese di luglio, va a modularsi e a mescolarsi e che risultati, che effetti produce. Dobbiamo immaginare una tavolozza di colori dove ogni costellazione porta la sua propria vibrazione, il suo proprio tono e che va a mescolarsi con le costellazioni che via via si accingono a portare le loro influenze, creando dunque dei nuovi colori, delle altre sfumature. Così è anche per le costellazioni, dunque, ma è anche così per quando si suona una bella melodia, no? Ogni costellazione in fondo è un suono, una nota, e in base a come sono accompagnate producono un suono armonico o disarmonico. Ecco, questo è un po' il concetto di base per imparare a interfacciarsi con le costellazioni. Cosa abbiamo oggi, oltre, come ho già detto, la costellazione Leone al dominio mensile? Abbiamo un elenco di 5 costellazioni attraversate in questo giorno dalla Luna e che influenzeranno e influiscono sul carattere di questi nati. In particolar modo abbiamo già capito che le costellazioni principali sono la prima, detta anche stella capo, e che poi ha un'influenza su tutto l'arco della vita dei nati, e la costellazione immediatamente dopo, dunque in seconda posizione, detta anche oppositrice, dunque dal momento che si oppone alla prima, anche lei fornisce le prove o comunque delle sfumature rimarchevoli per l'arco dell'esistenza. Dunque, in questo caso abbiamo Scorpione e Gemelli. Allora, Scorpione come stella capo, Gemelli come costellazione di opposizione, poi segue Bilancia, Ariete, Acquario. Dunque abbiamo sicuramente degli influssi particolari, manca l'elemento terra, per esempio in questi nati, che può essere compensato comunque con una nascita per esempio di sabato, oppure con una nascita di venerdì. Diciamo che in base, o anche di mercoledì, in base al giorno di nascita, il giorno in sé porta comunque gli influssi indiretti dei dominatori e a sua volta di alcuni elementi su cui i dominatori hanno interazione e forza. Dunque, nel caso di questi nati si considera comunque un scorpione di primo fluido, vale a dire che non compare 2 volte nel quadrato, ma dal momento che è una costellazione di terzo gruppo, dal momento che è di un elemento non compatibile con l'elemento fuoco del dominio mensile Leone, abbiamo una situazione mediocre, ma il fisico è forte e resistente. Diciamo mediocre la fortuna, dunque dobbiamo considerare che questi nati sicuramente avranno grandi prove. Questo perché, tanto per cominciare, il dominio mensile Leone
è vero che apporta caratteristiche di nobiltà d'animo, ma anche una certa fortuna finanziaria, però è una costellazione di terzo gruppo, dunque induce svariate e notevoli prove su questi nati. La stessa cosa si può dire di Scorpione, anche Scorpione è una costellazione di terzo gruppo e apporta un notevole quantitativo di prove indirette, in questo caso con la costellazione Gemelli in opposizione potremmo dire che queste prove possono rivestire l'ambito familiare dei fratelli, dei cugini, degli zii, dei cognati, dunque abbiamo una situazione piuttosto prossima a questi nati che può infastidire o dare problematiche nell'arco di tutta la loro vita, ma abbiamo anche rischi di cadute con ripercussioni alle spalle, alle braccia, alle mani, problematiche alle vie respiratorie, come per esempio possono esserci forme allergiche, asma e cose del genere. In chiusura abbiamo la costellazione Acquario, anche lei va a portare qualche opposizione, qualche prova, e dunque si può dire che nel contesto sociale saranno piuttosto avversi, sebbene qualcuno li sosterrà, così come promette la costellazione Scorpione. Hanno sicuramente visto Leone e Scorpione, che sono comunque due guerrieri a modo loro, insieme anche con l'Ariete. Abbiamo una grande apertura verso le carriere militari e che sicuramente potrebbe essere loro molto favorevole. Ad ogni modo, essendo sia Scorpione sia Leone legati all'aspetto spirituale dell'esistenza, Scorpione per via della connessione con l'inconscio, la ricerca verso l'occulto, l'apertura verso appunto tutte queste forme esoteriche connesse col proprio io interiore. Leone è l'aspetto che porta la fede che non è necessariamente detto che sia una forma di spiritualità scevra da condizionamenti, però ad ogni modo è una fede, sia essa cristiana, sia essa buddista, comunque spinge i nati a una forma di fede. Il problema è che entrambe le costellazioni sono di elementi diversi, in opposizione abbiamo i Gemelli, che porta comunque una certa inconsistenza, troppa rapidità di pensiero, troppi cambiamenti anche mentali, dunque sembreranno di una spiritualità debole e inconsistente. Ad ogni modo dovranno temere soprattutto le ripercussioni che possono provenire da chiacchiere sul loro conto, ma anche flirt continui che possono sicuramente creare problematiche nell'arco della loro vita, soprattutto una vita coniugale, immaginate come possa metterli comunque in una qualche forma di pericolo. Gemelli Acquario abbiamo detto sono in opposizione, dunque soprattutto per via di Acquario che riveste tutto il contesto circolatorio, tutti i fluidi e i flussi del nostro corpo, in particolare poi nella zona delle gambe, però associato alla costellazione Scorpione, dunque può parlare di malattie venere, dunque e occulte anche con l'opposizione di Gemelli, dunque un pochettino attenzione per questi nati. Bene, io ho più o meno detto tutto. Detto tutto, sì, chiaramente esistono le personalizzazioni, esistono ulteriori notevoli approfondimenti che possono essere fatti studiando una data in particolare e dunque questi sono un po' i caratteri che sommariamente accomunano questi nati, ma ripeto che nascere in un dato giorno di nascita settimanale chiaramente o in una data ora può portare influssi armonizzanti a volte che possono ribaltare completamente anche il significato. Nel frattempo vi siete lucidati gli occhi con questa Venezia che il Marietto ci ha mostrato. Per l'operazione Nostalgia, perché l'anno scorso il Degarda e Marietto Veneziano erano più o meno lì, ti ricordi? Me lo ricordo. C'era tantissima gente, ma c'eravamo anche noi, e la doppietta. Senti Hilde, ma una cosa che ho sempre il dubbio, no? Ma
senti anche le campane quando parlo io si mettono a suonare, ma senti un po' Ilde, ma secondo te per aiutare una coppia è meglio un legamento o un propiziatorio? Questo è Allora, qua importante partiamo perché, proprio. scusa, perché molti me lo domandano in PVT e io adesso voglio chiederlo a te che sei l'esperta in quelle cose e so benissimo che è il tuo pane quotidiano. Via, Ilde, a te la parola. Sì, allora, mentre aspettiamo che le campane completino prima o Sì, poi perché dopo chiuderanno. per l'operazione di soldia devo ritornare alla base e quindi devo partire prima così me la faccio più tranquilla, short in moto, però chiaramente saluterò sempre gli amici in una live splash appena ho fiato in moto. Le campane sono di quella campanile lì, lo vedete? Si vede Ilde? Certo che si vede, E si sente pure? però forse devi sollevarlo un po' di più verso il cielo. Ecco, ecco, così ora si vede proprio la punta. Oh, guardala, guardala che spettacolo. Vedi, ci Hai fanno fuori deciso di tutto. svegliare tutta Venezia, se ancora qualcuno stesse dormendo. Ma lo sai che Venezia ha 60.000 abitanti più o meno? Io non lo sapevo, ho chiesto ieri a una signora che è nata qua e mi ha detto che ha 60.000 abitanti. Io pensavo 6 o 7.000. Anche qua non volevamo essere da meno e Da passiamo me, cosa ha suonato? Il clacson, il per tutta clacson la curva. della curva risaltatelle del paese. Sì, anche qui sono un po' esaltati, però fa le cose più Ma lì mi sa che fanno le cose in grande, guarda qui quanto. fanno le cose, sai che i veneziani, Marietto Veneziano fa le cose in grande, eh? E poi guarda qui anche che bella cattedrale a supporto della tua spiegazione fra, come si dice, legamento e propiziatorio. Vai Ildi. Allora, è un'ottima domanda e cerco di ovviamente spiegarla da un punto di vista esoterico affinché sia comprensibile a tutti. Il legamento può essere utile, ma intanto facciamo un chiarimento. Il propiziatorio crea e serve apposta a creare un potenziale magnetico che può essere poi direzionato in una determinata direzione, verso un particolare intento, persona, situazione, eccetera. Dunque crea un potenziale ovviamente positivo perché va a propiziare, come dice la parola, dunque a cercare di favorire qualcosa, magari a superare dei blocchi, degli ostacoli, eccetera. È comunque sempre di carattere benigno, positivo. È impensabile che un propiziatorio crei colpi di ritorno. Piuttosto invece può rivelarsi utile appunto a 360 gradi. È chiaro che ripeto, va comunque direzionato, dunque c'è un lavoro dietro dove si va a costruire proprio un'immagine astrale che viene caricata con il magnetismo del rituale. Dunque, e poi direzionata su una data persona. Chiaramente già quando si costruisce l'immagine o una coppia anche, si immaginano determinate cose, si va a costruire appunto una nuova direzione e viene anche alimentata quotidianamente da un tot di ripetizioni. Chiaramente poi queste sono da valutare in base al caso, dunque non c'è un numero fisso, piuttosto si deve vedere quanto e che cosa risulterà essere più opportuno per dare veramente una spinta positiva caso per caso. Dunque anche qui è sempre bene fare uno studio dietro per Un'indagine. esatto, per valutare tutte le circostanze che comunque influiscono su una coppia. Noi pensiamo sempre che basti che i due si amino, no? Sapete quante cose possono interferire anche creando ostacoli negativi nella coppia o comunque
magari la coppia non è una vera coppia, è una coppia solo di nascosto, poi in realtà magari sono in coppia con altri, questo ditemi se non è un grande ostacolo, oppure le difficoltà economiche impediscono di riuscire a pianificare, a costruire e a progettare, oppure l'interferenza di persone, le profonde incomprensioni che si vengono a creare, insomma sono tantissime le cose che possono ostacolare e creare a loro volta negatività o campi, diciamo così, distorti riguardo una relazione. Dunque, propiziando noi non imponiamo niente a nessuno, e questo è già un aspetto molto positivo, perché ricordiamoci sempre che da un punto di vista occulto, ogni volta che noi andiamo al di là del libero arbitrio delle persone, ogni volta che noi compiamo un'azione, quale essa sia, ci ritorna prima o dopo. Nel caso del mago, che sa schermarsi e comunque lavora su commissione, dunque si esenta da ogni forma di responsabilità, le ripercussioni cadono su chi commissiona il lavoro. Dunque vi diranno, ma no, ma io vi tutelo, ma sappiate che magari sì, per un po' riesce a tutelare, ma nessuno può fregare il karma, cioè ogni azione che noi compiamo viene comunque registrata, dunque anche quando noi agiamo sugli altri senza il loro benestare, viene comunque aggiunta, diciamo così, al tipo e alla qualità e al numero di azioni che noi compiamo. Dunque, prima o dopo non si sfugge da questa legge di tutto ciò che si semina si raccoglie e tutto ciò che si fa torna. Dunque, questa è una prima riflessione che mi spinge a dire: cercate sempre di risolvere le problematiche senza imporre nulla a nessuno, perché non è mai una cosa buona alla lunga. E dunque il propiziatorio cosa fa? Chiaramente dove c'è una situazione molto avversa è chiaro che magari le persone non vedono il risultato che sperano subito, perché non hanno probabilmente idea di quanta sporcizia, di quanti ostacoli il magnetismo sprigionato dal rituale va a incontrare e su quanti aspetti deve andare a lavorare. Dunque ripeto che il propiziatorio alla peggio, comunque, se non riporta insieme la coppia o se non aiuta una coppia a formarsi, in ogni caso ha aiutato i soggetti della coppia in modi magari anche imponderabili e non sono visti perché praticamente si è troppo concentrati a sperare che la coppia si formi. Dunque sappiate che è comunque sempre una cosa buona, perché viene per voi a dare una mano e a creare positività. Dunque alla lunga diciamo che quantomeno vi dovrebbe aiutare a non avere più grosse problematiche intorno, e se erano quelle a impedire alla coppia di formarsi, allora a quel punto la coppia sarà libera di formarsi, ma sempre per libera scelta. Nel caso invece del legamento esistono due tipologie, cioè voglio dire no, ne esistono tantissimi, ma fondamentalmente c'è il legamento che viene fatto perché una persona commissiona il legamento verso un'altra, e dunque è uno che si sveglia, si fissa, oppure ama, ha paura di perdere quella persona e fa il legamento, o addirittura lo vuole strappare al coniuge, alla coniuge, al fidanzato, sì? Però la domanda è che c'è anche lo slegamento, quindi il legamento è sempre legato anche allo slegamento. Appunto, comunque è un lavoro fatto a metà. Ad ogni modo, hai fatto bene a ricordarmelo, così lo inserisco nel discorso. Allora, dovete capire che legare forzatamente una persona che magari nemmeno vi vuole non è una cosa positiva. È sempre un qualcosa che produce un effetto che magari non si vede in questa vita, nella prossima siete magari voi, tra virgolette, intendendo chi commissiona un'operazione del genere, che verrà occultamente
forzata a andare verso una direzione anche contro la sua volontà. Dunque non è mai positivo creare una cosa di questo genere, è un karma che si viene a creare e che dunque prima o dopo richiede il suo prezzo e di essere pagato. Dunque questo è già un primo aspetto. E poi c'è, come faceva notare il Marietto, anche il fatto che sì, noi possiamo legare una persona a noi, ma legarla cosa significa? Significa che in astrale viene creata una connessione forzata, diciamo così, che tiene queste due persone energeticamente collegate. Ma se ci sono ostacoli, se ci sono terze persone e non si va ad agire in quella direzione, il legamento non vi fa diventare matematicamente una coppia. Perché appunto, come diceva il Marietto, se ci sono già altri legami bisognerebbe fare uno slegamento, cioè bisognerebbe fare in modo che prima di tutto il rapporto preesistente venga interrotto e poi si può direzionare la persona verso di noi. Capite che se c'è bisogno di tutto questo traffico fareste bene a guardare da un'altra parte? A prescindere da questo, la cosa che, e parlo contro il mio interesse perché io faccio ritualistica, ma voglio fare una ritualistica che non vi faccia guardare l'orologio in continuazione quando viene, quando arriva, perché comunque sarebbe una ritualistica illusoria, come tante persone magari promettono, poi c'è il colpo di fortuna, si ottiene, ma se si ottiene comunque veramente anche con queste operazioni c'è un prezzo, sappiate che non è solo il pagare il rituale all'operatore, si sprigionano forze e in qualche caso non sono forze belle e dunque io non vi consiglio, poi fate quello che volete, non sono l'unica ritualista in circolazione, dunque siete liberissimi di andare dove volete e dove magari a qualsiasi costo e prezzo vi fanno arrivare la O vi persona. promettono, perché ci sono molti, bisogna dirlo come stanno le cose, ci sono molti che promettono cose irrealizzabili perché proprio al di là del karma sono fantasie come 7-28 Esatto. giorni, questo si fa. Bisogna Ragazzi, considerare che le tempistiche non possono essere prestabilite e preordinate a tavolino, dunque non è che se io mi metto lì matematicamente fra 28 giorni vi spunta l'amore della vostra vita. Ci sono delle dinamiche che non possono essere architettate con un'unica operazione e perché probabilmente quella persona è vincolata a certe situazioni da ben altre forze e circostanze. Dunque cerchiamo di essere realisti. Il potenziale magnetico non si scarica in nessuna maniera nemmeno dopo 30 anni se non fa esattamente quello per cui è stato costituito, ma non è detto che ci sia il varco, l'apertura karmica tale per cui possa applicarsi esattamente nel momento in cui lo pensate voi. Voi dovete pensare che come tutte le cose che si fanno da un punto di vista esoterico, il lavoro deve essere lanciato e poi dimenticato, dovete pensare ad altro. È come finalmente, cioè il fatto di non pensarci e di lasciarlo, di affidarlo alle forze superiori affinché prendano in carica la richiesta e compiano la cristallizzazione e la manifestazione sul piano fisico ha dei tempi che non sono stabiliti dall'operatore e dunque chiunque vi prometta un mese, 2 mesi, si può verificare col pendolino più o meno quando, forse quello che può succedere, ma possono interferire anche altre circostanze che non sono state assolutamente toccate dal rituale. Dunque siate realisti e cercate di capire che qualsiasi operazione viene fatta per dare una mano, ma non è la bacchetta magica di Harry Potter. Dunque questa è la prima cosa. Sì, Marietto. comunque quando è lanciata, È quello che bisogna dico, dire. anche dopo, cioè nessuno smagnetizza se non qualcuno che sa che Certo, c'era quel lavoro o brava. l'operatore stesso, nessuno può smagnetizzare un potenziale che è stato creato ad arte. Quel potenziale resta lì, ci volesse un mese, un anno, 10 anni, 20 anni, alcune fatture per esempio attecchiscono anche dopo 20-30 anni, dunque cercate di
Però qui capire. metto, aspetta, qui Sì, metto un puntino su i. Le pulizie, i protocolli di pulizia radiostetica, sì, possono però avvenire anche dove non si sa se c'è un lavoro oppure no. Dunque, esatto, quelli che anche fa il questo, Marietto Veneziano e la Ildecarda ci si può mettere la mano del fuoco di quello che passava prima, eh? Però voglio sì, dire, o del vicino di casa, perché? Perché effettivamente coprono un range di vibrazioni, alcune volte si hanno dei contraccolpi che durano qualche giorno, proprio perché mm, si tolgono dei buchi, dei tappi energetici molto potenti, però fare un po' di questo è perché bisogna dire vero. anche questo, perché Volevo solo finire di dire una cosa, intanto saluto Ugo Mar, buongiorno, che ci ha fatto un saluto. sì, certo, Allora, Marcia. volevo finire di dire un altro aspetto. Abbiamo visto come effettivamente il legamento sia comunque un aspetto di coercizione e di forzatura, perché probabilmente l'altra persona non è consapevole, quella che subisce il legamento. E dunque non è detto che fosse d'accordo a legarsi voluto da qualcuno, magari se vi tiene in ballo è perché non ha le idee chiare su di voi e non è che se lo obbligate a scegliervi poi sarà una coppia perfetta. Dunque attenti sempre perché è meglio risolvere i Esatto. problemi piuttosto che crearsene degli aggiuntivi. Dunque questo è un primo aspetto che comunque abbiamo in qualche modo sintetizzato prima. E c'è anche il fatto che il legamento però invece può essere scelto da entrambi. Ecco, in quel caso a me piace farli. Se la coppia vuole tutelarsi e non vuole intromissioni di terzi incomodi, vuole comunque armonizzarsi, vuole questo, vuole l'altro, insomma la coppia, entrambi i membri della coppia vogliono questa cosa qua, allora è un po' come quando si celebra un matrimonio, diciamo così, no? Che entrambi vogliono quella cosa lì e si va a creare una bolla, una protezione intorno alla coppia. Questo è un legamento benedetto. Allora questo non porta negatività o cose brutte, ok? Io spero che vi sia chiaro ora il concetto, vi ripeto, sicuramente molti esoteristi mi asfalterebbero per quello che ho detto perché a loro non gliene frega di tutelarvi, mi importa che facciate il lavoro, a me importa, però chiaramente non prometto nulla e dovete avere tanta pazienza perché chissà su quanta roba veramente si deve andare a lavorare. Ad ogni modo io lavoro così, se non vi piace giustamente ci sono tantissime altre porte a cui bussare. Tra cui Allora, la mia, tra cui la mia. tra cui No, quella del Marietta. sto scherzando. No, sto scherzando perché il numero è... Allora, Allora, riparliamo un po' di queste pulizie radiostesiche che faceva il Marietto e il De Garda. esatto, quando facciamo le pulizie chiaramente vi riportiamo a nuovo. La pulizia viene fatta non soltanto in una direzione, ma a 360 gradi, perché appunto, Esatto, e sì. tra l'altro magari è bene prima di fare un qualsiasi rituale una bella pulizia farsela, perché così si va a raddrizzare anche uno stato vibratorio che probabilmente non è in ordine. Se tante cose sembrano non sboccare e non andare verso nulla, se siete pieni di problematiche a 360 gradi, se qualsiasi cosa fate sembra, cioè capite che evidentemente avete accumulato tanta sporcizia, fermo restando che stiamo parlando di un contesto normale, se non ci si mettono anche con invidie, gelosie, fatture, maledizioni anche di famiglia che possiamo portarci dietro. Allora noi con le pulizie andiamo veramente a lavorare a tutto campo e a riequilibrare il magnetismo. A volte questo può produrre degli effetti anche fisici, cioè la persona si sente stanca e gli viene di riposare, di recuperare, altre volte addirittura mal di testa, cose del genere, però vi assicuro che venite ripuliti da ogni influsso negativo, compreso l'inquinamento elettromagnetico, stress geopatico accumulato, eccetera. Dunque non saltiamo niente, nessun aspetto, è veramente una pulizia molto profonda e che nel momento in cui viene fatta, già da un punto di vista eh, vibrazionale, dunque già sull'astrale e sul corpo eterico, la trasformazione è immediata e poi ci sono sempre i tempi di ricaduta nel piano fisico, dunque magari questa pulizia richiederà del tempo perché venga vista in pieno. È chiaro che
come laviamo il corpo fisico, anche le pulizie energetiche andrebbero fatte con una certa costanza e regolarità. Può essere fatta una tantum, ma è chiaro che non è come il beneficio che si ottiene essendo regolari, questa è un po' la differenza. Comunque noi quando puliamo andiamo anche a rimuovere fatture, maledizioni, operazioni magiche che magari voi non sapete neanche vi siano state fatte. In questo caso comunque ripuliamo tutto. È chiaro che se invece avete voi commissionato qualcosa e non volete che venga annullato, dovete avvisarci, perché altrimenti è chiaro che noi andiamo e facciamo tabula rasa. Bene, Marietto, io penso di aver detto tutto. Sì, oggi stamattina forse sarà l'aria di Venezia, forse sarà l'aria di Piazza San Marco, ma stamattina mi si è piaciuta di più. Non so, avevi qualcosa, hai tantissime competenze, tantissime qualità, ci sai fare in tutti i sensi, hai la bravura, ami il tuo lavoro, sì, vero. Ma questa mattina, non so, sarà forse San Marco, sarà forse questo leone qui con me, vedi? Lo vedi? Ah, sì, 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 si vede. Il leone, cos'è? Leone San Marco? Ce n'è anche un altro, sono due. Probabilmente sì. Maschio e femmina, tu dici che sono maschio e femmina? Ad ogni modo riflettono e rappresentano le due polarità. Non so se hai mai fatto caso che vengono usati anche su alcuni cancelli di ville, di cose importanti. Altro che. È una forma di difesa, tra l'altro è la polarità maschile e femminile, positivo e negativo, eccetera. Ci hanno Dunque, detto sicuramente qualche belle egregore queste, qualcuno gli avrà caricato qualche... Gregore? Qualche bella Gregorone mio. difesa. Sì, sì. Di Venezia, bene. Va bene Marietto, io prima di cominciare con i consulti ho bisogno di prendermi un caffè, dunque saluto tutti gli amici, ringrazio per aver partecipato, aver ascoltato. Marietto, magari ti lascio la parola o se non so se tu... Ma io penso che hai detto tutto, Ede, sei stata brava come al solito, i nostri amici ci seguono sempre, questo video lo vedranno praticamente 200-300 persone entro la giornata, quelli nuovi sapete che il numero di telefono se volete contattare il Degard per un consulto che chiaramente poi un giorno farò un'altra domanda, ma adesso devo andare a bere un caffè perché e sono già le 8:51 sì, perché ha la caffettiera lunga, quindi sapete. E quindi niente, ci sentiamo per la prossima Slash Life, magari io in moto oggi parto subito a Venezia, appena posso parto, così che il viaggio di comeback sarà breve e mi è piaciuta tantissimo questa operazione nostalgia perché ho rivisto questi posti che abbiamo visto il Degarda insieme, l'anno scorso eravamo qui, ti ricordi Topolotto? Sì, me lo ricordo. Eravamo qua con una carica di persone immensa e quest'anno siamo qui ancora, però in versione virtuale. Siamo, sei lì. Vi faccio salutare anche da questo leone, no? Dal leone di San Marco, il vostro Marietto e il Degarda. C'era Doris. Ciao Doris. Ciao Doris, buongiorno. Buongiorno Doris. Bene, buon proseguimento a tutti, buonissima giornata e a te Marietto buon viaggio. Grazie a noi chiaramente ci sentiamo. Grazie a tutti cari amici, ciao e alla prossima. Alla prossima.